mondo gira in questa maniera. Chi c'ha la roba comanda e chi non ce la patisce. Io questo l'ho sempre saputo, tu no. Tu ti sei barricato in quel castello fatto di niente, ci hai appiccicato con lo sputo dietro la porta quel tuo prezioso stemma nobiliare. E così ti pareva che potevi fare il padrone e comandare per tutta la vita. Sciecco e presuntuoso. Che c'ha? Ha bisogno di qualche cosa? No, niente. Tutto gira per il verso giusto, come legge di natura impone. Non mi capisci, vero? D'altro canto ci capisco poco pure io. Saggio solo che è da così. Legge di natura. Don Mazzarò, Vossignoria mi deve perdonare se mi permetto, ma oggi non avete assaggiato neanche l'acqua. E l'Ave Maria è già suonata da un pezzo. Perché non viene in casa mia a mangiare qualcosa? No, io ho già mangiato. Ma quando? Dove? Ho avuto il privilegio di mangiare a spese del barone e mi sono fatto una bella buffata. Ma che sta dicendo, Voscenza? Una mangiata da re. Solo che adesso, invece di essere sazio e soddisfatto, c'ho un poco di nausea qui. Si vede, cara Teresa, che non ci sono abituato a mangiare coi nobili. Uno ci deve nascere. Teresa, quando viene tuo marito, mandalo da me. Sì, signore. E Don Mazzarò, se Vossignoria ha bisogno, Vossignoria è il padrone e non ha che da comandarmi. Il padrone. Siamo tutti servi, Teresa. Siamo tutti servi. È la roba che ci fa diventare padrone. La roba. La roba. Oggi Don Mazzarò mi sembra più strano del solito. Chissà che cosa gli passa per la testa a quello lì. La roba ci fa diventare padroni. Ad essere sinceri, non ne sono affatto convinta. Io credo invece che la roba combina più disastri che miracoli. È una gran brutta bestia la roba, non è tenera con nessuno. E chi ne ha tanta e campa con il desiderio di averne sempre di più. E allora finisce col diventarne schiavo, altro che padrone. Perché vivere con la roba sarà pure piacevole, ma vivere solo per la roba rende infelici. Può darsi che sbaglio, ma io la penso così. Ora questa matassa gliela facciamo sbrogliare a Don Mazzarò. Ma che c'entra Don Mazzarò? Salutiamo Teresa. Salutiamo. Certo che c'entra Don Mazzarò. Don Mazzarò è una persona intelligente, assennata. E noi altri siamo cretini. Io no, tu sì. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo. No, te lo giuro, sei cretino. Non sono d'accordo a raccontare i fatti miei a Don Mazzarò. E tu ti stai muto, parlo io su. Scusate Teresa, Don Mazzarò non era qua prima. Prima, ma ora se n'è andato. Ma perché c'è cosa? Cose di mascoli. Ah, e se sono cose di mascoli vuol dire che c'è qualche femmina di mezzo. E allora vi lascio soli. Senti tu, parlo io o parli tu? Avanti, parla. Che dobbiamo fare? Dunque, muto, basta, parlo io e basta. Visto che Don Mazzarò non c'è, parliamo noi due, da uomo a uomo. Da uomo a uomo. Non mi interrompere, se no perdo il filo. Ma non mi diciste di parlare tutti e due? Quando è il tuo turno parli. Hai visto? Mi hai fatto perdere il filo. Dove era arrivato? Veramente non avevi neanche cominciato. Sì, muto, basta. Senti una cosa. Fra te e Santuzza ci fu cosa? Posso parlare? Deve parlare. Sì, ci fu cosa.
beh, ma cose di poco. Quale cosa di poco? Mi ha baciato. E tu ci vuoi bene? Certo, E Ida ti vuole bene? naturale. Non può essere, caro Turi, perché devi sapere che Santuzza ha baciato pure a me. Aspetta, ma a te dove ti ha baciato? Qua. E che bacio! A me qua. E vabbè, ma non è che mi ha solo baciato, mi ha pure abbracciato. E beh, pure a me mi ha abbracciato. Vabbè, ma bisogna vedere come. Come ti ha abbracciato? Ah, così. Che fa disturbo? No, mi stavo mostrando... Stavo facendo vedere Ma a come... te che ti interessa? Perché non ti fai l'affare tu? Non sono cose che ti riguardano, capisti? Ho capito, ho capito. E visto che l'hai capito, si può sapere chi vuoi, chi c'è, chi... Insomma, va dimmi. Oh, calma, sto cercando Don Mazzarò. Non c'è. E me ne sono accorto. Te ne sei accorto, va bene. E allora? Perché non ti stai? Avete premura di restare soli, eh? Sì. Ma lo sapete che siete carini tutti e due? Ma chi è scemo? Ma che sei scemo? Lo volete un consiglio? Andate nel magazzino, che non c'è nessuno e così state tranquilli. Te ne vuoi andare, sì o no? Oh no! Me ne vado, me ne vado. E scusate se vi ho disturbato. Finalmente quella bestia se n'è andata. Ma poi vorrei capire il motivo di tutte quelle risate. E che puoi capire, Liborio, se uno è scemo. Comunque, dove eravamo arrivati? Dove eravamo arrivati? Non lo so dove eravamo Me lo arrivati. ricordo io dove eravamo arrivati. Avanti, dove eravamo Ti arrivati? stavo facendo vedere come mi ha abbracciato Santuzza. Ah, e com'è che ti ha abbracciato? Ah, così. E vabbè, ma che cosa mi vuoi significare? Che se mi ha baciato, abbracciato vuol dire che... Fermati perché non vuol dire proprio niente. E invece sì. E invece no. Perché caro Turi, devi sapere che Santuzza ha abbracciato pure a me. Ah sì? E com'è che ti ha abbracciato? Ah, così. Disturbo, che è un momento delicato? No, gli stavo mostrando come che Santuzza mi ha abbracciato. Siccome prima lui mi ha fatto vedere come che Santuzza l'aveva abbracciato. E perché Santuzza ha abbracciato a Turi? E non solo, mi ha pure dato un bacio. Ma facile capire, Carusi, ma Santuzza non è fidanzata con te, poi. Appunto! Hai capito, baccalà? E chi dice di no? Bestia! Un momento, Carusi, non vecchia fare. Dimmi una cosa, Turi, questo fatto quando è successo? Quale fatto? Questo abbraccio quando è stato? Di preciso non me lo ricordo, ma sono sicuro che fu per Pasqua. Hai visto? Non poteva essere diversamente. O Pasqua o Natale. Come a Pasqua? O fu l'anno passato o 2 anni fa? Ma allora sì, cretino completo! E perché? Ma va, ti va prima che ti dica apperato! Mi ha vedi, ecco la verità. mi ha baciato, mi ha abbracciato! A Pasqua tutti si baciano e si abbracciano! Da quali tutti? A me solo Santuzza mi ha abbracciato. Perché fai troppo schifo! Non è vero. A Santuccia non ci faccio schifo. E se vi caida ci facesti pena! Non è vero. Io ci piaccio. Ma va, non è male, per caga, devi chiapperare! Verdure, femmine che devi chiapperare! Ma che sta succedendo? No, niente, che il fratore e il Liborio, non si capisce qui è più cretino. Ah, va bene, però sono simpatici e poi sono due bravi carosi. Che sono così ingenui che fanno pure tenerezza. Che facciamo? Ci mettiamo a fare salotto? Io ora sono arrivato. ma Avevo Mazzarò. pregato tua moglie. Sì, Don Mazzarò, proprio ora ci stavo dicendo che Vossignoria gli deve parlare. A me. Sì signore, spiccite. Arrivo su. Ah, Teresa! Sì, Don Teresa! Mazzarò. Fammi una cortesia, di ai picciotti che stasera li voglio tutti qua a brindare e a cantare alla mia salute. Come desidera Vossignoria. Ma che cosa si festeggia? I vigneti di Mazzarone, ora sono roba mia, sono miei, non più del barone. Tanti auguri allora, Don Mazzarò. Vino e bicchieri, picciotti, portate vino e bicchieri. Dove siete? Santuzza, venite. Ma che c'è? Che succede? Tutti qua nel cortile di Don Mazzarò, a brindare e a cantare. Va bene, ma per chi sta festa? Voi fate quello che ha ordinato il padrone. Chiamate gli altri. Picciotti! Ma Liborio! Santuzza! Ma Liborio! Dove siete? Ma Liborio! Alla salute di Don Mazzarò!
spagnola e donna re. Mezzula vera felice c'è, Olivia la spagnola e donna re. Cerca spagnola e portami la K. E se nulla no. Che è successo? Che chiave è smesso? Parlate voi, Samara. Don Mazzarò, stasera succedeva una cosa curiosa. E sarebbe sta cosa curiosa? Gli è arrivato un picciotto. E curioso. Pare che è figlio di Voscenza. Figlio mio. E chi lo dice che è figlio mio? Sto picciotto. Ah, e allora, se lo dice lui. Ma guardate che bella sorpresa stasera. E dov'è ora questo figlio mio? A casa mia. Ho detto di aspettare lì, che devo fare? E voi niente, Mara, avete già fatto abbastanza. Alfio, pensaci tu a sto picciotto, gli procuri un posto per dormire e domani mattina lo accompagni da me. Sì, signore. Voi potete continuare a brindare alla mia salute. Alfio, Samara, con calma però, con calma. Potete continuare a brindare. Giovanni! Don Mazzarò, un bicchiere a mia zia. Vieni a bere pure un po'. Grazie, Don Mazzarò. Giovanni, Forza, forza. grazie. Oh, ringo, ringo, gurue, sciavila viringa, sciavila vie, calmi un venire, io mi manco da me terra, io mi voglio a chi spaccia.